innanzitutto come vanno le cose e per tutta la settimana c'è stato Alfredson e Kresic che hanno lavorato a parte. Volevo chiederti se sono recuperabili oppure se sono fuori. No, sono fuori, non hanno recuperato e quindi non ce li abbiamo. Quindi credo che abbiamo lavorato bene. Ormai le scorie della partita sono più che dimenticate, quindi abbiamo questo nuovo impegno. Quello che dicevo, è sempre difficile, perché comunque hai voglia di rivalsa e gli altri, insomma, quindi giocheranno negli spazi. Quindi sappiamo che sarà una partita difficile, però insomma, Emile e Kresic non sono recuperati, come non è recuperato il Gasbarro. Matteo ha avuto un problemino anche lui, vediamo solo nelle ultime ore. Quindi Matteo potrebbe anche essere recuperato oppure è impossibile? No, penso che forse è difficile, perché abbiamo un piccolo problema al polpaccio, è molto pericoloso. Quest'anno ne abbiamo avuti diversi e quindi vediamo, però credo che forse anche lui. Tra 4 giocatori non ce li abbiamo quasi sicuramente. Senti Andrea, ciao, sono Stefano. Ciao. Volevo un attimino impostare e vedere di calare un po' questa partita nel contesto di una settimana un po' simile a quella post Perugia, no? Cioè avevate quella sconfitta, siete riscattati alla grande contro il Matelica, tutti adesso si aspettano la stessa cosa contro la Vispesa. Per te in questo momento preparare la partita sotto questo aspetto e anche alla luce del precedente è più importante a livello psicologico o tattico? Visto che comunque affronti una squadra che è vero che ha vinto per la prima volta, ma è anche vero che è una squadra che lotta per salvarsi. Ma credo che per la Vispesa non erano questi gli obiettivi, anche il cambio, e quindi, però quello che ritorno a dire è che è un girone difficile. Al di là che loro hanno vinto l'ultima e in questo momento hanno avuto delle difficoltà, ogni partita ha una sua storia, quindi quello che hai detto credo che vadano di pari passo, dall'aspetto comunque tecnico della preparazione, del miglioramento di tanti aspetti, come ho detto tante altre volte che possiamo migliorare, all'aspetto psicologico. Comunque abbiamo perso una partita con degli errori grossi, perché il calcio è fatto anche di prodezze ma anche di errori individuali e in generale potevamo, dovevamo, e credo che insomma sia stata ampiamente analizzata da tutti, ecco. Però poi la difficoltà è che comunque non è che è sempre scritto che comunque vabbè, perdi, poi vinci, ogni partita te la devi sudare, te la devi guadagnare, e domani io credo che sarà una di quelle partite che te la devi veramente guadagnare, sudare, come sono state tante altre che hai vinto, e quindi la difficoltà è questa. Io credo, sono sicuro che a livello psicologico abbiamo recuperato completamente, poi c'è il campo, l'aspetto tattico, tecnico che poi è importante, e quindi dobbiamo sempre mantenere e migliorare come abbiamo fatto tante altre volte. Ecco. Io non ho capito male, scusa mister, ti aspetti un avversario che prova a sfruttare gli spazi che eventualmente gli lasciate? Io non so, quindi sai, non è che a Padova... No, non ho capito male, non so se ho capito male. Ho detto che le partite sono tutte difficili, hanno la loro storia, ogni squadra ha le sue caratteristiche, le sue qualità, quindi non so come imposteranno e prepareranno la partita, però una squadra vuol vincere, magari deve concedere del campo, l'altra deve fare una partita corta, quindi magari è più brava, forse meglio negli spazi, non lo so, vedremo domani, però queste sono le difficoltà che abbiamo incontrato molte volte, quindi dobbiamo sapere che dobbiamo stare attenti, perché quello che dicevo a livello psicologico non è sempre scritto che comunque vabbè, perdi una reazione alla vinci, te la devi sudare, te la devi guadagnare, te la devi meritare. E queste sono un po' per tutti, quindi domani vediamo domani. Senti, sei un po' in difficoltà, vabbè, come sei un po' con gli uomini contatti a centrocampo, se Matteo non ce la fa, chiaramente ne hai 2 fuori. A questo punto ti chiedo, può essere l'occasione buona per Buglio? E l'altra cosa che riguarda un po' l'attacco.
credo che avrai dei dubbi, immagino. Può essere che Paponi possa partire titolare dal primo minuto oppure no? No, non ne ho dei dubbi. È quello che ho detto anche ai ragazzi. Siamo tanti lì davanti e non è facile perché comunque per rimanere dal punto di vista dell'attacco, per restare nei numeri, il nostro attacco è il migliore del nostro girone, quindi non è che possiamo dire, e quindi comunque rimane numericamente tanti giocatori, possiamo giocare diversamente. Adesso credo che Daniele sia recuperato, come ha recuperato Jefferson, stesso Beretta, come Soleri, Santini che sono più tempo qua con noi, quindi dei nomi sono tanti, ecco, quindi senza contare poi Nicastro, Jernic e Bifurco che hanno giocato ultimamente. Quindi vediamo. Io credo, quello che ho detto, sono sicuro, quello che ho detto anche ai ragazzi, dobbiamo essere pronti a cambiare la partita, a sfruttare i minuti, i momenti, gli spazi che comunque ci saranno nella gara. È sempre stato così e di farlo ancora con più forza, con più voglia di determinare, che negli attaccanti è importante. Centrocampo? Ma a centrocampo non è che, insomma, adesso ti ho detto Matteo e Emil, qualche problema ce l'abbiamo, però grande fiducia di Aloi, di Basic e di Davide, quindi comunque siamo sempre 5, Germano può giocare in mezzo al campo, siamo sempre abbastanza, numericamente possiamo stare, lo stesso Fasti può giocare in mezzo al campo, può giocare largo, quindi credo che comunque sia possiamo avere alternative diverse. Germano sta bene, mister? Germano si è allenato sempre un po' così, dovrebbe recuperare completamente anche lui. Oggi ha fatto quasi tutto con la squadra, però era il primo giorno e ripeto, e può giocare anche dentro il campo, può giocare largo, però è un giocatore recuperato. Poi per quello che abbiamo visto noi Germano, l'anno scorso non è che ha fatto un cattivo campionato, anzi un buon campionato, però da quel che ci sembra come terzino forse rende anche meglio che a centrocampo, almeno quest'anno lo vediamo meglio dell'anno scorso. C'è la sensazione magari che abbia trovato il suo ruolo oppure è sempre comunque rimane sempre più un centrocampista? Ma Germano, al di là del ruolo, è un ragazzo, è un giocatore che ti godi in diversi ruoli, l'esterno, dentro, largo, alto, un ragazzo disponibile, con una qualità di corsa importante e quindi un po' sullo scorso anno noi nel momento importante non l'abbiamo avuto, che si è fatto male prima proprio dei playoff, quindi non l'abbiamo neanche mai avuto. Le altre 4-5 partite fatte lasciano un po' il tempo che trovano, ma bene forse non è neanche mai stato, non c'era neanche questa conoscenza da parte mia verso di lui. Quest'anno il ragazzo è un giocatore completamente diverso, si è adeguato a un ruolo magari che ha fatto nella sua carriera, come ho parlato con lui diverse volte, però quest'anno ha un po' più continuità, ecco. Quindi, però quello che dicevo prima di rispondere, è un ragazzo che ti godi in tanti ruoli e credo che sia questo l'aspetto positivo di Germano e deve essere anche trasmesso ai compagni, perché credo che insomma, mi piacciono i giocatori duttili che giocano in diversi ruoli e lui è uno di questi. Stando al centrocampo invece, mister, non avendo Alfredson e con tuo figlio probabilmente assente, quindi davanti alla difesa il candidato è Ronaldo. Sì, Ronaldo, Basic, Sabe, insomma sono 4-5 giocatori, Davide, credo che stia benino anche lui, vediamo. No, intendevo proprio come play davanti alla difesa nei tre, perché Vediamo. Basic magari Buglio possono fare le mezzali più che davanti alla difesa. Forse Saber potresti mettere davanti alla difesa. Beh, Basic ha giocato a Frosinone, abbiamo vinto 3-1 a Frosinone. Scusa, hai ragione. Sì. Basic, quindi credo che Basic possa giocare in tutti i ruoli di centrocampo, perché anche lui, come Germano, ha giocato anche, lo stiamo provando, anche in fase difensiva per fargli crescere anche questo suo aspetto difensivo, un giocatore per noi importante.
E io ti volevo chiedere un'altra cosa, andando fuori dal discorso Padova, visto che è mancato Maradona pochi giorni fa, ci sarà anche il minuto di raccoglimento. Tu hai avuto modo di incontrarlo, no? Da avversario, credo. Hai qualche aneddoto che ti ricorda? Ma diversi, insomma, era un giocatore, e comunque anche gli avversari, quindi noi, io e tanti miei compagni. Tante volte non andavamo tanto per il sottile, perché era un giocatore di un'abilità, di una qualità incredibile. In questi frangenti lui non ha mai avuto una reazione, un grande in tutti i sensi. Quindi per me è veramente un orgoglio aver giocato contro, aver preso anche dei gol, perché mi ricordo con aneddoto a Napoli un contropiede. Non sono entrato fino alla fine, me l'ha fatta girare dietro verso l'esterno facendo gol sul primo palo di Zeno. In questo momento veramente orgoglioso di aver preso anche quel gol lì, perché dal più grande in tutti i sensi. Io ero piccolino, avevo visto giocare Pelé, avevo 10 anni e giocare in Italia una partita nel 1970. Ho avuto la fortuna di giocare contro, quindi erano ricordi così da bambino. Ho avuto la fortuna di giocare veramente col più grande, secondo me il più grande per quello che può essere il mio modo di vedere, il più grande di sempre, per il modo di tutto. Insomma, ho fatto delle cose incredibili e quindi mi dispiace perché veramente se n'è andato veramente il più grande. Un'ultima cosa che ti volevo chiedere io invece, ritornando al Padova, insomma, noi avevamo parlato domenica e tu sei stato anche molto onesto dicendo evidentemente ci manca ancora qualcosa per stare davanti, in continuità, eccetera. Cosa ti aspetti di vedere domani per fare un passo avanti? Insomma, cosa ti aspetti che la squadra ti faccia vedere? No, come sempre a me interessa il risultato, quindi ottenerlo è già fondamentale, quindi so che sarà una partita, lo so sempre, l'ho sognato, sarà una partita difficile, quindi dobbiamo veramente fare una partita importante. Poi come gli si arriva, credo che sia motivo ancora più di soddisfazione, però voglio essere proprio terra a terra, non interessa il risultato. Poi come giocheremo, chi giocherà, credo che sia il frutto della settimana, dell'allenamento, però è fondamentale il risultato, come ci siamo detti, ci siamo confrontati. Poi gli errori fanno parte del gioco e credo che abbiamo fatto degli errori individuali molto grandi, sia a Perugia che... però ci sta, fa parte del gioco. Quindi con molta serenità ci siamo preparati e quello che è successo, credo che la sconfitta è più che dimenticata, adesso conta soltanto portare a casa i punti e so che non sarà facile, dovremo sudarcela, ma credo che siamo pronti tutti per fare fatica, per sacrificarci per la squadra.